Ieri si è svolto un importante convegno a Mestre sul tema dell'obesità, considerata una piaga dei tempi moderni. Circa 200 tra medici e operatori sanitari dell'ULSS Tre Serenissima hanno partecipato all'evento. Obiettivo del convegno è stato quello di affrontare il problema dell'obesità coinvolgendo tutte le figure professionali che possono contribuire a una gestione efficace dei pazienti obesi, tra cui cardiologi, diabetologi, dietologi, endocrinologi, geriatri, psichiatri e psicologi. L'obesità è diventata un'epidemia diffusa in molte città, compreso il Veneto, regione che ha ospitato il convegno, e ha gravi conseguenze sulla salute, sulla qualità della vita, nonché un impatto significativo sulla spesa sanitaria. L'obesità è infatti associata a malattie croniche complesse come diabete, ipertensione, malattie cardio-cerebrovascolari, neoplasie e patologie muscoloscheletriche. L'ULSS 3 Serenissima si impegna nella definizione di strategie sempre più efficaci per affrontare l'obesità, che includono non solo la riduzione del peso corporeo, ma anche il mantenimento a lungo termine dei risultati ottenuti e la gestione delle complicanze, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti. Dato l'elevato grado di complessità clinica dell'obesità, sono necessari approcci terapeutici multidisciplinari che comprendono dieta, esercizio fisico, farmaci, terapia cognitivo-comportamentale e chirurgia bariatrica. L'ULSS Tre Serenissima sta lavorando alla creazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale specifico per la gestione del paziente obeso, al fine di garantire un'assistenza integrata e condivisa tra i professionisti coinvolti. Il convegno ha offerto un'importante opportunità di formazione e approfondimento per il personale sanitario, al fine di promuovere una gestione efficace dell'obesità. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.